Buon pomeriggio a tutti, sono le 18 di questo lunedì 11 gennaio e buon pomeriggio per quella che è la nostra seconda settimana di pomeriggio special, seconda settimana del 2021. Salve a tutti da Cristina Ruffino, buon pomeriggio a chi è già collegato con noi. Oggi avremo una puntata, lo dico subito, spumeggiante, scoppiettante, ricchissima veramente di ospiti. Allora, io parlo di quello che accadrà questa settimana, ovviamente, per chi magari si fosse collegato con noi per la prima volta oggi. Pomeriggio special, dentro Io Compro Siciliano, avremo la possibilità di vivere un'intera settimana con argomenti diversi. Oggi è lunedì, ci occuperemo di cucina e ci arrivo tra poco. Martedì l'appuntamento sarà con nutrizione e benessere, mercoledì lo sport e salute, giovedì moda e tendenze, venerdì i viaggi di Io Compro Siciliano con la nostra grandissima Céline Alcalà. Lunedì cominciamo immediatamente senza perdere troppo tempo. Saluto immediatamente Paolo che ci assiste anche oggi dalla regia, saluto anche Marzia che si occupa della redazione. Il lunedì c'è la cucina dei ricordi per ritrovare la tradizione nei nostri piatti, per portare la tradizione a tavola e non farla perdere. L'appuntamento del lunedì a cura del nostro fantastico chef Mariano Carbonetti. Ciao, grazie Cristina, buonasera a voi tutti. Chef, come sta? Bene, bene, siamo pronti, come dicevi tu poc'anzi, scoppiettanti, pronti per partire per questa ennesima avventura insieme. Esatto, quindi non perdiamo tempo, bando alle ciance, iniziamo a parlare della città di cui ci occuperemo Ok, oggi per ritrovare le benissimo. tradizioni. Benissimo, allora stasera permettimi Cristina, ma parliamo finalmente della mia città. Dico, io sono felice perché da buon palermitano mi piace mantenere le nostre tradizioni, mi piace continuare a fare quelle piccole cose che mi raccontano sempre della mia città e allo stesso tempo mi piace tramandare perché mi piace far conoscere a chi ancora magari non si è avvicinato a questa sorta di interesse culturale. Allora, parlando di Palermo, ci sarebbe tantissimo da dire, ma stasera non mi voglio dilungare moltissimo, mi voglio semplicemente incentrare un attimino di riflessione sul nome della città di Palermo. Ok. Allora, vi dico subito che Palermo intanto fu fondata dai coloni fenici tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. I coloni fenici di Tiro, che praticamente sarebbe l'odierno Libano di oggi. Quando arrivarono in prossimità della nostra città, cosa fecero? Arrivarono, sbarcarono e presero subito insediamento in un promontorio vicino al mare, dove oggi sorge l'attuale cattedrale di Palermo, in prossimità Villa Bonanno e così via. La chiamarono Ziz. Ziz significava fiore, perché appunto la bellezza e l'impostazione della città, così come era stata pensata da loro, poteva far significare un fiore, perché lungo la strada che quindi arrivava, portava al mare, dava l'immagine di uno stelo, come uno stelo che teneva quindi il fiore stesso. Bello. Ecco, questa dico, è una delle piccole chicche che vi volevo dire. Però non rimase col nome Ziz, ovviamente, la nostra città, ma col passare del tempo ebbe dei mutamenti. Per esempio, quando arrivarono i greci nella nostra città, la chiamarono Panormus, perché Panormus cosa significava? Significava tutto porto. Questo perché? Perché due fiumi importantissimi, il Chemonia e il Papireto, che erano fiumi grandissimi, importantissimi per quell'epoca in città, formavano un approdo naturale. Immaginati, Cristina, che riuscivano ad entrare anche con piccole imbarcazioni e favorirono anche il commercio navale. Successivamente chi arrivano? Arrivano i nostri amici romani, che non gli piace il nome Panormus e decidono di chiamarla Panormus, Ok. secondo il loro stile romano. Passano ancora dei secoli, arrivano finalmente i grandissimi dominatori arabi e la chiamano Balarm. Oh, Questo è la nuova denominazione che appunto danno alla città. Con i normanni assume ancora una volta, cambia ancora una volta nome, diventa Balermus,
fino ad arrivare all'età moderna, considera attorno al XVI-XVII secolo, quando finalmente prende il nome di Palermo, la denominazione che conosciamo fino ad oggi. Dominazioni tantissime, 13 dominazioni che si sono susseguite proprio nella nostra città, che fu capoluogo di provincia, divenne in epoca borbonica anche capoluogo per quanto riguarda il Regno delle Due Sicilie. Storia infinita, tantissime cose, tantissimi uomini che passarono sulla nostra città, ma fondamentale di importanza assume l'aspetto culturale che si viene a creare nella nostra città, non dal punto di vista gastronomico. Infatti noi abbiamo sempre avuto questa multiculturalità portata dai vari dominatori che ci hanno reso la possibilità di avere non una sola cucina, ma ben 3 tipologie di cucina. Sarebbe la cucina barocca, che è quella appunto che i nostri Borboni, i nostri spagnoli ci portarono, e quindi con i Monzù, i cuochi francesi, i famosissimi cuochi francesi, ci portarono all'utilizzo per esempio di cernie, di elementi di particolare importanza. Ma abbiamo anche un'altra cucina, che è quella popolare che assume nel tempo e si rafforza molta come dire interesse nella cultura del popolo. Perché? Perché in questo momento la bravura della gente, dei siciliani e dei palermitani in maniera particolare, comincia a trasformare i piatti ricchi in piatti di imitazione popolare. È proprio di questo che stasera parleremo con i nostri amici, che adesso ti darò la palla al balzo per poterli presentare. Grazie per averci dato questi cenni storici sulla città di Palermo, cenni molto importanti. Carbonetti, come sempre, esperto di cucina storica, e andiamo a presentare a questo punto quelli che saranno i nostri 2 chef ospiti di questo pomeriggio. Cominciamo con lo chef Roberto Cascino, figlio d'arte, continua la tradizione di una delle più note famiglie di chef siciliani a partire dal 1935. Tradizione, esperienza e innovazione trasmessa a tanti giovani nel corso del tempo, forgiando intere generazioni e indirizzandoli con passione verso l'arte culinaria. Partendo da nonno Francesco, Francesco Paolo, papà Mimmo e i rispettivi figli, oggi lo chef Cascino è anche docente nei corsi di cucina professionale. Fra le più importanti specializzazioni si ricorda il diploma di sommelier professionista, la specializzazione in nuovi sistemi operativi. Ad averlo ulteriormente arricchito sono i numerosi scambi professionali con altri paesi quali Francia, Irlanda, Svizzera, Giappone, Stati Uniti d'America, Romania e Libia. Ecco a voi lo chef Roberto Cascino. Salve a tutti. Ciao Cristina, ciao Mario. Lo mettiamo un attimo in attesa per presentare il nostro secondo ospite di oggi, che è il pastry chef Giovanni Catalano, il pasticcere da tantissimi anni di una delle pasticcerie più rinomate di Palermo, la pasticceria Oscar. Ha iniziato come collaboratore affiancando maestro pasticcere titolate Vincenzo Di Gaetano, ed oggi è responsabile del laboratorio titolare. Ecco. Pasticcere da oltre 30 anni, Giovanni Catalano, dopo gli studi presso l'alberghiero, ha iniziato a lavorare nelle aule delle scuole alberghiere, c'è ritornato dopo qualche anno, ma come docente. Insegna agli studenti nelle scuole statali, ma anche in corsi altamente professionali. Negli anni ha frequentato le migliori accademie pasticcere e corsi di pasticceria italiane. Ha inoltre frequentato corsi di perfezionamento con maestri francesi. Ecco a voi il pastry chef Giovanni Catalano. Eccolo qua. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, ciao Mario, ciao Roberto. Ciao Giovanni. Posso dire una cosa, solo una cosa. Sei stata bravissima, Cristina, credimi, veramente brava. Non mi sono scordato una virgola, ma come si fa? Vado a memoria. Chef, buonasera, intanto come state? Vi vedo in splendida forma? Benissimo. Bene, allora, grazie, bene. Molto curiosa oggi perché vorrei entrare proprio nel vivo della puntata del lunedì per ritrovare i sapori del passato, e cominciamo con lo chef Roberto Cascino. Carbonetti, allora, sentiamo un po' lo chef Cascino che cosa ci ha preparato questo pomeriggio di buono. Allora, Roberto, perdonami, ti rubo solo 2 secondi la parola. Allora, oggi, come abbiamo ben intuito, parleremo di uno dei filoni
più importanti della nostra gastronomia, che è quello della cucina popolare. E ho chiesto ai nostri grandi maestri, il maestro Roberto e il maestro Giovanni Catalano, di presentare e parlare di alcuni piatti che hanno fatto la storia della cucina popolare, proprio per la loro semplicità, proprio per la loro provenienza e per l'attaccamento al territorio, perché siamo ricchi anche per questo motivo, perché riusciamo a trarre dai frutti della nostra terra piatti di eccellente qualità, che ci invidia un po' tutto il mondo, e questo è davvero importante. Con Roberto, inizierei con Roberto, che ci parlerà magari di qualche piatto che lui ha potuto interpretare della cucina povera e che stasera appunto ci dà la possibilità di avere. Prego. Buono, cominciamo. Allora, innanzitutto grazie per la bella presentazione, ciao Mario e ciao Giovanni e ciao agli amici di Io Compro Siciliano. Per me è sempre un piacere e un onore partecipare a questa splendida rubrica. Sì, io comincerei focalizzando proprio la nostra attenzione sul concetto di cucina popolare, che, come diceva Mario, ha varie sfaccettature. Nel senso, la cucina popolare è una cucina, è vero, di reinvenzione. Il povero emula il ricco e realizza con ingredienti più economici le stesse preparazioni del ricco, ma è anche una cucina molto legata al territorio, rurale, contadina, povera. Di necessità si fa virtù. Vedete, in cucina ci sono due tipi di creatività: la creatività che nasce dall'esigenza, cioè di necessità devo fare virtù, e quindi quello che ho cucino e comincio a fare un brainstorming mentale e comincio a realizzare con quello che ho. Poi c'è, è chiaro, avendo tante materie prime, c'è un altro tipo di creatività, perché io ho l'imbarazzo della scelta. Ma il povero che fa, il contadino che fa, doveva sfamarsi, era molto povero, quindi che cosa fa? Comincia a realizzare tutta una serie di ricette più verso il settore vegetale, diciamo, legate al territorio, perché doveva sfamarsi. E con questo io vi devo dire un'altra cosa importante: tutti i mutamenti storici enogastronomici mondiali partono sempre da un'esigenza popolare. La Nouvelle Cuisine negli anni 70 nasce sempre legata a questa cucina delle campagne, a questa cucina popolare e povera. Poi è chiaro, raggiunge i ristoranti stellati, ma tutti i grandi mutamenti storici partono dalla cucina di base, dalla cucina popolare. Quindi io oggi ho voluto focalizzare un po' la nostra attenzione su quelli che sono piatti di tipo contadino, di tipo rurale, diciamo, di una cucina vera e propria rurale. Esatto, quindi dei piatti, diciamo, che sono con degli ingredienti che sono facilmente reperibili e recuperabili, diciamo. Ecco, allora, primo piatto, ce lo spieghi? Allora, la famosa frittedda, che il termine, devo dire, non ha niente a che fare né con la frittura né con la frittata. È praticamente viene nominato così nel linguaggio tipico palermitano, nell'antico linguaggio tipico palermitano, viene nominato l'unione di questi tre elementi, considerati anche per l'agnosia difficili da utilizzare, perché abbiamo le fave da spicchiare, i carciofi da pulire e i piselli da andare a pulire. È proprio tipico palermitano. La lagnosia, quindi la lagnosia dice, per l'agnosia dice non si faceva questo piatto, ma invece è vero, soprattutto negli anni passati erano moltissimi gli allevamenti, la produzione era tantissima produzione di fave. Quindi grazie a questa fave i contadini che cosa facevano? Raccoglievano queste fave e realizzavano questo splendido piatto, che nasce come antipasto o come contorno. Infatti a volte viene aggiunto pure l'agrodolce. Poi col tempo ha modificato il suo assetto e praticamente viene adesso realizzato come primo piatto. Come primo piatto, ovviamente aggiungendo come elemento emulsionante, amalgamante, la ricotta, la nostra splendida ricotta di pecora. Ma altro non è che un'unione esattamente di carciofi, fave e piselli. Quindi da preparare soprattutto nel periodo da aprile fino al mese di giugno. Diciamo, questi sono i mesi clou. È una preparazione, chef, scusi, è una preparazione abbastanza semplice, non ci vuole... Abbastanza semplice, assolutamente. Sì. Volevo dire una cosa importante che tu hai sottolineato, anche perché l'utilizzo dell'antipasto nella cucina povera realmente non esisteva. Avevano la possibilità di mangiare solo quello, e ovviamente quale migliore era per riempire lo stomaco quello di aggiungere la pasta. Ovviamente non potevano permettersi l'antipasto, il famoso grappe petit, perché non c'era la possibilità, cosa che invece la troviamo nella cucina un po' più di alto rango.
Scusami Roberto. Esattamente. No, e fai bene a intervenire perché mi sostieni in queste teorie che sono molto importanti. Certo, ma se noi volessimo provare a farla Sì. proprio questa pasta, le fave, i piselli, come vengono combinati tra loro? Nel senso, bisogna fare un soffritto di fave, piselli, carciofi? Assolutamente. Ovviamente dobbiamo utilizzare come fondo aromatico della cipolla scalogno, cioè Ok. della cipolla molto aromatica, un bel, voglio dire, un bel mezzo bicchiere di olio d'oliva fresco. Ovviamente gli ingredienti si vanno a inserire con modalità e tempi diversi. Prima mettiamo fave e piselli. Quando andiamo a cuocere a metà cottura delle fave e piselli, andiamo verso la fine ad aggiungere i carciofi, perché i carciofi hanno un tempo di cottura che è totalmente diverso da quello delle fave e dei piselli. A fine cottura quindi andiamo praticamente ad aggiungere i carciofi e pian piano, allungando con un po' di brodo, un po' di veggete, facciamo cuocere lentamente questa frittella. Ovviamente i piselli e soprattutto le fave, rilasciando poi l'amido stesso, ti vanno a legare un po' la preparazione. In ogni caso poi c'è la ricotta che ti fa da legante quando vado a maneggiare la mia bella pasta. Ok, Insomma, secondo piatto, chef. Secondo piatto, perfetto. Il secondo piatto, io ho voluto fare una rivisitazione della zuppa del contadino. Il contadino, qual è il simbolo della zuppa del contadino? È la pentola di rame, che rappresenta anche il nostro, simboleggia il nostro focolaio domestico. Quindi il contadino che faceva? Al mattino si alzava, andava a lavorare nei campi e si portava una zuppa dentro un tegame, un pezzo di pane e qualche uovo sodo. Noi abbiamo voluto, insieme ai ragazzi, rivisitare questa nostra zuppa, spiegando anche il simbolismo e tutto quello che c'è sta dietro, facendo una bella zuppa di verdura, zuppa fatta da verdure con clorofilla, quindi senza aggiungere altre verdure, infatti il verde è dato da questo. Okay. E il pane tostato con un po' di miele, e le uova sode cotte a una bassa temperatura, cioè l'utilizzo delle nuove tecniche e dei nuovi strumenti, ma per portare avanti un concetto di cucina sempre del contadino. Quindi D'accordo. abbiamo voluto simbolizzare questo. Quella che abbiamo visto sotto era una passata di verdure, era una sorta di Quella era una vernissata? passata di verdure, esattamente un passato di verdure che si va a legare direttamente una volta che andiamo a passare con i sessiami di contenuto negli ortaggi e delle verdure, perché abbiamo anche la presenza pure delle patate, non soltanto di verdure con clorofilla, ovviamente. Tanto perché per ricordarci che gli elementi fondamentali per l'alimentazione contadina erano proprio questi, basati su il pane è un elemento, un simbolo, è un simbolo. Avevano a disposizione. Volevo dire solo una cosa, se Roberto mi permette. Quando poc'anzi abbiamo accennato alla frittedda, attenzione, è ancora da verificare, però si pensa che il nome frittedda derivi da una larga padella in rame che veniva utilizzata nel passato per friggere. Quindi, siccome venivano cotte all'interno di questa padella, dove venivano fatti i fritti, da padella si arriva a frittedda. Attenzione, queste sono delle presupposizioni, perché realmente non è stato ancora verificato, però ci studieremo. Vai. Sicuramente Carbonetti lei verificherà, su questo non ho dubbi. Terzo piatto, chef Caccino, andiamo. E qui abbiamo l'agnello, ovviamente l'agnello che veniva servito a Pasqua, cioè l'agnello pasquale. La carne, lo sapete meglio di me, nella cucina popolare, nella cucina dei contadini, poteva essere servito forse una volta ogni 15 giorni o durante le ricorrenze, cioè l'agnello legato anche al concetto di religiosità della cucina, insomma. Questo agnello, io in questo caso sempre abbiamo voluto fare questo esperimento accompagnando sempre degli ortaggi, e poi abbiamo scomposto praticamente l'agnello. Noi abbiamo l'agnello farcito, le costolette, il carré d'agnello e infine le interiore pure dell'agnello stesso che sono state saltate. Abbiamo voluto simboleggiare quello che è l'agnello nella concezione di cucina del contadino. L'ultima cosa che volevo dire sul discorso del pane: il pane è un elemento fondamentale, infatti veniva sempre raccolto, addirittura i monaci pare che dopo che finivano di mangiare raccoglievano le briciole, le mettevano dentro un contenitore per poter essere utilizzate poi per la preparazione anche di biscotti e di altro. Vedete? Cioè, e le polpette di pane, esatto. di pane col finocchietto, mamma mia. Il pane simboleggia la nostra cucina, assolutamente. Per tutto è il simbolo della cucina povera, ovviamente. E quindi con l'agnello prima la carne dico non si mangiava ogni giorno, soprattutto queste
questa carne è legata ovviamente alle feste, è una festività cucina tipo delle pasquali, alle feste. feste pasquali. Anche se ora dico, Agnello. anche se ora dico i principi fondamentali delle diete del Mediterraneo prevedono un richiamo a quella che è la cucina povera. Questo è vero. incredibile, ma è così. Che poi a volte la cucina povera è quella più buona. Allora, assolutamente. Volevo dire solo una cosa. Io sono quello che mi piace andare a spulciare sempre. Parlava poc'anzi Roberto di una cosa importante, l'utilizzo della carne. La carne mai è stata utilizzata nel mondo contadino, perché se avessero utilizzato la carne, quindi il vitello, la mucca, avrebbero perso quella che era il loro momento, il loro, come dire, centro di alimentazione, perché dall'animale tiravano fuori il latte, formaggi, ma attenzione, era il loro motore per arare i campi. Quindi quando è che si usava la carne? Quando purtroppo la mucca, arrivata che era veramente stata stanca, era stato per arare i campi in agricoltura, finiva la sua vita in quella maniera che succedeva che le carni diventavano molto dure e coriacee, e da qui nasce una delle nostre tradizioni relative alla carne, quello di tritare per fare le polpette. Infatti la carne, siccome era troppo dura, non poteva essere mangiata così alla brace come magari siamo abituati a pensare, la prendevano, la tritavano e realizzavano delle polpette col pane raffermo, con la carne capugliata, l'utilizzo del pane allentava la durezza, diciamo, della carne stessa, e lo rendeva molto più digeribile. Perfetto. Allora, primo, secondo, a questo punto noi contorno perché c'erano le verdure, a questo punto io passerei al dolce con lo chef catalano. Chef, lei praticamente porta avanti una pasticceria praticamente che è nata tantissimi anni fa, no? Esatto. Quindi da generazione a generazione il passaggio. Nel 1965. Intanto buonasera a tutti e grazie sempre per l'invito a Mario che mi dà questa opportunità di stare con voi. Il piacere è nostro avere personaggi come voi all'interno. Grazie veramente. Soprattutto fra amici, fra amici. Infatti, la pasticceria nasce nel 1965. Adesso siete anche amici miei. Vabbè, poi ne parliamo, è tutto il discorso dei soldi, Cristina, poi magari qualcosa per uno noi ci accordiamo. Sì, però qua non si mangia, sostanza qua io vedo foto ma non mangio, che devo fare? Io qualcosa ce l'ho qua da farvi vedere, ma alla fine stasera sarò costretto a mangiarla io questa torta che ho portato no, anche. No. Mi dispiace. Con Giovanni parliamo anche di cucina povera, però guardando dal punto di vista della pasticceria, quindi parleremo di prodotti di dolci che si facevano, diciamo, in questo percorso diciamo contadino, ok? Io intanto sono stato fortunato perché quando finivo la scuola e andavo a scuola ancora all'elementare o alle medie, mio padre allora era camionista e si girava un po' il sud Italia e la Sicilia in particolare, e non avendo niente da fare d'estate mi piaceva stare con lui, proprio stavo 2 o 3 giorni fuori con lui, e voi non ci crederete, io ho vissuto quegli anni. Sono stati bellissimi perché mio padre sapeva i posti più buoni dove andare a mangiare. I camionisti sapete com'è la situazione. Sono famosi per questo. Devi seguire loro. Ho dei ricordi bellissimi dove che so, nelle Madonie andavo a mangiare delle cose particolari, nei Nebrodi andavo a mangiare, cioè veramente ora magari so i posti giusti perché magari avevo 12 anni, 13 anni, non sapevo bene dove eravamo situati in quel momento, ma in realtà ora so che mi portava nei posti più belli. Infatti con Mario l'altra volta parlavo di questi biscotti che dove facevano questa, era un, come posso dire, non era un caseificio, era a livello proprio di familiare. Sì, familiare, proprio c'era il papà che faceva la ricotta, ungeva il mucchio, le pecore e faceva il formaggio, cioè mi portava in posti che io restavo scioccato perché da bambino sai la curiosità che c'è in questi posti. Certo. Quello che mi è rimasto proprio impresso, che ho detto a Mario l'altra volta, questi biscotti che chiamavano Uesquat, proprio così, che li tenevano nelle pezze a volte, questi biscotti, che li facevano, che so, durante il novembre, i primi di dicembre, e se li conservavano per tutto il periodo delle feste e anche oltre, se rimanevano. Ma dico, questo biscotto che mi facevano assaggiare, mi è rimasto impresso proprio
e l'ho cercato ora, questa famiglia che purtroppo magari non ci sono più le persone più anziane che c'erano, però mi è rimasto un contatto dove ho avuto l'opportunità di farmi spiegare tutto e ho mandato anche delle foto che poi ho rifatto io in laboratorio, ma in realtà diciamo è molto simili e come gusto diciamo uguale, perché mi ha dato proprio la nonna ancora la ricetta conservata. Diciamo che era una sorta di agriturismo a conduzione familiare, no? Una sorta, possiamo definirlo così? Sì, una piccola famiglia composta che so da 7-8 persone, non di più, dove c'era ancora il nonno, la nonna e il Bello. gestiva questa pastorizia, diciamo. Oh, ok. E la nonna e la mamma o la suocera. Facciamo una cosa, ci dai subito sfogo con le tue immagini, quello che ci proponi stasera, come immagini. Vediamo la prima. Esatto. Allora, cosa abbiamo qui, Giovanni? Questo qua è quello che dicevo, UV Squat, che chiamano così, UV Squat. Ero scioccato perché aprivano questa pezza bella pulita, sistemata bianca, fatte proprio, si vedevano ancora le cose antiche. Aprivano dove c'erano questi biscotti tutti avvolti uno per uno dentro questa specie di strofinaccio. E dentro, guardate com'era, c'erano delle pere, praticamente dei fichi tagliati, e già i fichi stessi che avevano tutto loro. Per questo vi dico io, ho i ricordi bellissimi in questa campagna, dove l'albero dei fichi, magari le pere, quelle, sapete, le pere quelle estive, che li mettevano, se li bollivano loro e se li conservavano sotto uno sciroppo particolare che facevano. Vi facevano vedere i barattoli di vetro, quelli chiusi con le pezze. E questa marmellata di mele cotogne, che gli veniva un po' scura, magari andavano oltre la cottura, e la facevano diventare un po' più scura. Era una frolla semplice con della suglia. Esatto, questa frolla di qua, che mi dicevano che addirittura non avevano certe volte lo strutto, la sugna non la capitavano, non la trovavano. Gli mettevano l'olio d'oliva sempre che avevano loro. Esatto. In realtà sapevano gestire anche bene gli zuccheri, perché sapendo che i fichi secchi erano dolci, le pere sbollentate con lo zucchero, insomma la mela cotogna, facevano questa sorta di frolla che in realtà gli veniva un po' elastica, perché giustamente non aveva quella fiabilità il burro, lo strutto. Quindi facevano 1 chilo di farina, mi spiegava proprio, mi ha dato la ricetta perfetta, questo chilo di farina che era un po' grezza pure, perché infatti il biscotto, se lo vedevate prima com'era, era tipo un po' scuretto, perché la farina era un po' grezza. Gli mettevano, mi diceva, 300 grammi di zucchero per chilo di farina, e poi se trovavano lo strutto o insomma l'olio, facevano un mix fra strutto e olio. Giovanni, perdonami, solo una cosa. Allora, quindi questi dopo che li preparavano, li infornavano e li servivano sopra con qualcosa, zucchero... Sì, no, li spennellavano, erano spennellati, si vedeva che era spellato con l'uovo, lo zucchero semolato sopra. Ho capito. Si vedevano che erano proprio rustici, dei biscotti rustici. Giovanni, ti voglio fermare perché ho voglia di vedere quell'altra cosa che invece ci vuoi nascondere. Dai. Guardate. Andiamo a vedere. La vedete? Non so come. Mamma mia, mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Torta. L'indirizzo ora la tagliamo, la mettiamo e vi faccio vedere una fetta, allora la taglio, insomma. Questa era sì, vada. Allora, descriviamo questo invece, Giovanni. Allora, questa è una semplice torta con ricotta. Praticamente io mi ricordo, perché voi non l'assaggiate, perché veramente vi ricordate... È colpa nostra, guarda. Lo so, a me mi dispiace. Intanto, quando assaggio questa torta, torno indietro almeno di 40 anni, non ci crederete. Perché il compleanno della mamma o della sorella, mio padre, in realtà, la ricotta, sapete che noi siciliani, con la ricotta poi palermitani, e comprava sempre questa semplice torta con ricotta, il pan di Spagna normalissimo, solo che era bagnato con il liquore strega. Questo profumo, questo sapore particolare, con la ricotta si sposa benissimo. Tagliamo. Allora, chef, io direi... Sì. Carbonetti e Catalano sì. e Cascino. Io direi un attimo, mentre lo chef Catalano taglia la fetta di torta per farcela vedere, di dare un'occhiata ai messaggi, se siete d'accordo. Ok, tagli, noi purtroppo non possiamo mangiare, ma...
Giovanni, io so dove abiti, Anch'io a casa tua. Super, buon pomeriggio a tutti voi, un abbraccio da Londra. Andrea, buon pomeriggio a te, anche lui vorrebbe una bella fetta di torta, ma purtroppo. Buona serata a tutti Angela, buona serata anche a te caro, un bacio grande, buon pomeriggio dalla Toscana, a Io Compro Siciliano, Antonino, buon pomeriggio anche a te, grazie. Salvo, buonasera a tutti voi, un saluto affettuoso a Mariano Carbonetti, Giovanni Catalano e Roberto Cascino. Salutatelo, Salvo. Ciao, Salvo. Ciao, Salvo. Ciao, Salvo. Gianluca scrive: ciao Mariano, oggi giochi in casa, è vero. Grande maestro Mariano Carbonetti, un abbraccio, la Toscana vi abbraccia tutti voi. Poi Grazie, Mario sei il numero 1, questi sono tutti fan seguaci del nostro chef Mariano Carbonetti. Complimenti. Fuori. Complimenti, ci vorrebbero più persone per spiegare i nomi dei nostri antichi paesi, che spiegassero il nome dei nostri antichi paesi. Buonasera Cristina e benvenuti grandi chef, dalla chef di Io Compro Siciliano, chef e Alessia Smile and Food. Un bacio Alessia. Gianluca, buonasera chef Cascino, la sua famiglia è un nome importante nella gastronomia siciliana. Grazie. Ma che super ospiti, complimentoni, è vero, stasera l'avevo detto, avremo avuto una puntata bellissima. Buonasera a tutti, grazie di condividere con noi tutte queste delizie. Celine, buon pomeriggio chef, eccellenti e come primo piatto da leccarsi i baffi. Lidia, buon pomeriggio a tutti, come sempre pomeriggio interessante. Lo chef Filippo Lembo che scrive, buonasera chef. Grandi maestri, conosco la cucina del maestro Cascino, ho mangiato e pasticceria Oscar sempre. Carolina. Cristina, mettimi un pezzo di torta da parte. Ma dove, Selin? Ma dove te la devo mettere? Cioè, qua non mi arriva niente, Selin. Che dobbiamo fare? Buonasera a tutti voi, gli amici di Io Compro Siciliano. Qua moriamo di fame. Intanto. Se tu sei d'accordo, vorrei vedere questa bella fetta di torta del maestro Giovanni. Ecco qua. La semplicità e la golosità. Ma che bella sta foto, guarda, ti farei una foto catalano. Troppo bella, veramente. A me dispiace non poterla fare, cioè la devo mangiare io stasera. Vabbè, ma io devo trovare. Devo venire a Palermo a mangiare una bella fetta di torta e ad assaggiare anche i piatti del nostro chef Cascino. Giovanni, perdonami, un'ultimo giro, un'ultima domanda e chiudiamo. Sì. Voglio che mi elenchi qua diciamo dei dolci antichi riferendoci ovviamente a quello che è il mondo contadino della nostra pasticceria siciliana, così chiudiamo, salutiamo tutti perché stasera è stata, mamma mia che serata, vai. Dico, come diceva Roberto, diciamo siamo stati colonizzati da tantissimi popoli, no? Diciamo che la pasticceria è come la cucina, hanno portato veramente di tutto e di più. Gli odori, la cannella, i biscotti particolari, la cassata che è importantissima. Dico, dolci siciliani ne abbiamo veramente una marea, come si suol dire. Giovanni, sì, mentre parli la puoi alzare di nuovo la fetta della torta, così la inquadriamo. Ok, la vedete? Grande Giovanni. Grazie. Ok, bellissimo. Tienila un attimo ferma, Giovanni. Sì. Ecco, spostala dal tuo viso, Giovanni. Aspetta, vediamo. Sì, bellissima. Ok, così 10 secondi, ancora, che io la fotografo. Vada, chef Catalano, dove sì. io la fotografare, la alzi ancora, 10 secondi, fermo. Fermo così, Giovanni. Conto io. 1, 2, 3, contiamo fino a 20, però tu tienilo, ok? Perché questa la vogliamo fare vedere un po' a tutti perché veramente rappresenta un dolce spettacolare. Perfetto, Giovanni, grazie mille. A questo punto, Cristina, io passerei i saluti perché così tagliamo questa sofferenza, perché guardare tutte queste cose belle veramente ci stanno un po' stressando. In effetti io vi ringrazio tantissimo per la puntata di oggi, grazie perché mi avete fatto veramente morire di fame, ma comunque grazie allo chef Roberto Cascino, grazie allo chef Giovanni Catalano, grazie Cristina, grazie a voi, un piacere, un onore. Speriamo di avervi presto ancora dentro la cucina dei ricordi, veramente. Io voglio chef come voi sempre. Carbonetti?
Devo dire solo una cosa, ci dispiace Grazie. che il tempo purtroppo è sempre tiranno, perché avremmo fatto tantissime altre cose, ma dobbiamo abituarci ad avere questo di tempo. Grazie, grazie Giovanni, grazie grande Grazie Roberto. Mario, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Ci vediamo lunedì con una nuova provincia. Ciao ragazzi, grazie. Grazie, ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao Cristina. Un abbraccio, Ciao, ciao. un abbraccio ai nostri due chef ospiti. Allora, Carbonetti, noi ci vediamo ovviamente lunedì prossimo. Carbonetti, questo io non sa da fare, perché se tu inviti gli chef e poi non mi fai mangiare, però No, ti insomma. prometto che non appena sarà possibile ci troviamo tutti davanti a un bel buffet, ci mangiamo dolci, pasta, tutto quello che c'è, ok? Va bene, grazie a lunedì con la cucina dei ricordi a cura del nostro Mariano Carbonetti. Grazie Mariano Carbonetti. Allora, noi ci ritroviamo invece domani. Domani vi anticipo che parleremo di nutrizione e benessere. Domani ospite una nutrizionista per parlare di cibi disintossicanti post feste, ovviamente dobbiamo disintossicarci, e poi vi daremo anche dei rimedi per riuscire a dormire sereni e a risolvere quei problemini d'ansia che sicuramente abbiamo tutti quanti. Grazie a Paolo in regia, grazie a Marzia in redazione, grazie al dottor Morici, dottor Giorgiani. Da Cristina Ruffini è tutta, domani. Ciao, sigla.